Assolutamente positiva la riunione con il ministro Calderoli, il ministro Piantedosi, il ministro Musumeci, il ministro Zangrillo e poi altri rappresentanti degli altri ministeri. Diciamo che si va nella direzione di costruire un percorso che sia assolutamente condiviso, che migliori la vita dei cittadini e che riconosca il ruolo delle regioni nel momento in cui ci sono le calamità a livello regionale. Questo è assolutamente il nostro obiettivo e sono convinto che quando sarà scritto nero su bianco questo progetto, molti altri, anche quelli più increduli, potranno solo che confermare che hanno assolutamente un progetto che va nella direzione di migliorare la vita dei cittadini e di smantellare l'ufficio complicazioni affari sindaci. Il Veneto ha una lunga esperienza di emergenze anche recenti. Ma le emergenze in Veneto sono emergenze importanti, iniziare da quel 2010 nel quale io mi sono ritrovato 10.040 famiglie e imprese sott'acqua, 235 comuni. Abbiamo dimostrato efficienza non solo nell'intervenire grazie ai tanti volontari e vigili del fuoco, ma anche e soprattutto ricordiamo in un progetto di realizzazione di opere, 23 bacini di laminazione, oltre a 3.000 cantieri aperti e si deve fare molto ancora. Diciamo che combinare e chiudere questa trattativa sulla protezione civile sarebbe veramente un buon inizio per un nuovo era. Lei ha detto una volta ha ottenuto il testo, anche gli altri miei colleghi sono convinto che si convinceranno della bontà del progetto. Resto convinto che proprio per la bontà del progetto, che non va contro qualcuno, non vuole smantellare ministeri, ma vuole dare ruolo alle regioni e ai loro presidenti nel momento in cui ci sono le calamità naturali, nel coordinamento anche dei vigili del fuoco piuttosto che nell'intervenire con ordinanze di deroga. Io penso che quando ci vedranno messe nero su bianco queste nuove competenze per i presidenti di regione, sono convinto al 100% che anche i miei colleghi, magari quelli più scettici, diranno anch'io voglio queste competenze. Un'ultima cosa, quali saranno i prossimi passi? È un lavoro veloce. I prossimi passi saranno tavoli tecnici nel giro di una settimana per definire le osservazioni al progetto base e dopodiché ulteriore riunione con i massimi vertici dei ministeri e delle regioni per trovare l'accordo finale e quindi parlare del primo progetto che riguarda la protezione civile.